Una delle sorprese di questo inizio campionato affronta chi in questa partenza ha dovuto scalare ben più di una montagna. L'Estra Pistoia ha vinto 2 gare su 3 e attende sul proprio parquet l'Umana Venezia, che sembra aver iniziato la discesa e trova nel roster ben 3 novità rispetto alle ultime partite. Questa volta è Widol a aver recuperato il rimbalzo, cambia passo contro Rowan and one di Carl Widol. Eccolo qui, il primo nel match di Maverick Rowan. Ennis si nasconde ancora dentro il blocco, va a servire Tessitori che risponde subito al fuoco. Moretti si apre con il pop-up, Wilcher che vuole attaccare proprio Benetti e va a realizzare. Kyle Wilcher. La palla nelle mani di Ennis. Poi Sims 1 contro 1 contro Childs, che lavora molto bene in difesa dopo averlo fatto in attacco altrettanto bene però Amir Sims. Forrest, bella lettura di Criston che lo pesca sotto canestro, arriva il canestro di Michael Forrest, arriva anche il fallo. Scetta il cambio Silins, Kabengele a schiacciare sull'alley-oop costruito e creato da Tyler Ennis. Criston 4 secondi deve inventare il playmaker, ancora passo e tiro e il canestro all style di Semaj Criston. Ennis ancora attacca, questa volta pesca Sims che realizza in corsa l'appoggio di Amir Sims. Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita dura, tosta, fisica. Dobbiamo continuare a lavorare bene a rimbalzo, essere duri in difesa e togliere i piccoli errori che stiamo facendo in attacco, poi per il resto andrà bene. Para dall'arco, l'errore, il rimbalzo di Kabengele che fa un grande tagliafuori su Brajkovic, corre McGruder per Sims con il passo zero anche Amir Sims. Ancora Michael Forrest, scarico per Elijah Childs che realizza, e se si inizia a segnare da 3 punti è un'altra cosa. Gran canestro di Pistoia. Wilcher proprio contro Anumba. Kyle Wilcher, c'è spazio adesso in post, si gira morbido Wilcher, che mani, che polpastrelli. Rowan è già dall'altra parte, fermato lo stesso Tessitori, prende, spara dall'arco, a segno. Maverick Rowan non vuole mollare Pistoia. Di nuovo Ennis ad attaccare, pesca sotto Kabengele. Riceve McGruder, 8 secondi per andare al tiro. Ennis, poi Moretti dall'arco. Bang per Davide Moretti. Poi Kabengele, palla sotto le planche per Sims che realizza frontale in lettone da 3 punti con l'ausilio del tabellone. Vale 3 punti in ogni caso per Carly Silins. Venezia trova il primo successo in campionato, vince 77-64 e si sblocca, ne aveva decisamente bisogno. First off, I want to give all glory to God. Without him, I wouldn't be nothing. Second of all, it was a great team win. We played together for a full 40 minutes. It was a great environment. I'm just really proud of our team, and this is just one win. We're going to keep it going after here.